ringraziamo la Pudin, mi permetto di iniziare così perché è un weekend iniziato malissimo, per fortuna, e lo capite anche dalla mia voce, si è concluso in maniera molto bella con un appuntamento storico e che ci dà la possibilità, ne parlavamo prima fuori onda, di essere una delle 5 città al momento in Italia ad avere 2 squadre nella massima serie tra calcio e basket. Noi, Venezia, vediamo se ancora per quanto, Napoli, vediamo ancora per quanto, Milano e Bologna, quindi veramente è un grandissimo risultato che un po', per fortuna anzi, cancella completamente dai ricordi delle persone e anche dai vostri, spero, lo spettacolo indegno che abbiamo visto al Blue Energy Stadium venerdì, no? Saluto Jesse. Ciao a tutti. E saluto la nostra new entry Massimo. Ciao Massimo. Ciao a tutti. Non è una new entry perché è una abitué, Nadia del Neruda Caffè, che con grande gentilezza mi porta una brasiliana, 2 macchiati, il liscio, ed è tornata anche a sorridere. Cioè, pensa un po', perché è l'effetto che facciamo noi quando arriviamo il lunedì. Quindi mi raccomando, se volete vedere Nadia sorridere tutti i lunedì al Neruda Caffè. E dicevo, è mio il liscio, ragazzi, non ci confondiamo. Sono in crisi, ragazzi. Non facciamo come la difesa dell'Udinese. Perché? Perché è stata una partita che non c'è stata, in realtà partita, perché iniziata male, timida l'Udinese, poco propositiva. Il Milan aspettava solo l'occasione per sbloccare la partita, occasione che gli abbiamo concessa noi, perché diciamo che li abbiamo aiutati nel segnare il gol del vantaggio, e da lì in poi, anzi per poco non finiva anche peggio, c'è il gol annullato del 5-0, eccetera eccetera. Poi parliamo di tutto l'episodio Mignan, ma ne parliamo dopo. Tanto parliamo della partita, Jesse, siamo qui a chiacchierare a bar a commentare una non partita dell'Udinese. Sì, una partita, guarda, gli aggettivi non so trovarli, imbarazzante, vergognosa, poi non so, chi più ne ha più ne metta. Allora, il biglietto da visita della partita è stato quello scontro, no, tra Christensen e Biol dopo 30 secondi, con il Milan che poteva subito segnare, così pronti via. Poi effettivamente non c'è stata partita, un Udinese scarica mentalmente, che veramente non è mai entrata secondo me in gioco, non è mai riuscita a competere contro un avversario come il Milan, che ha, secondo me, l'ho sempre detto, un reparto molto forte davanti anche a centrocampo, però dietro, se attaccata, va in difficoltà. Il Milan credo che sia la prima volta nell'ultimo mese e mezzo che non ha preso gol, e questo lo dice tutto secondo me. La prestazione è stata davvero imbarazzante, ripeto, molli poco decisi. Parliamo del basket, fra poco parliamo un po' di tutto. Sì, dicevo, molli, poco precisi, un atteggiamento arrendevole. Non vanno affrontate così queste partite, e il 4-0 alla fine è davvero un'umiliazione che il pubblico non si meritava, secondo me. Sì, esatto, Max, era un po' quello, no? Era l'ultima partita, l'ultima grande partita in casa di questa Udinese, che lo diciamo ormai da un po' di settimane, purtroppo, perché se Jesse si ricorda bene, io ero uno dei ancora pochi che credevano in dare un senso a questo finale di campionato, e in realtà siamo qui a commentare un campionato che l'Udinese in realtà ha fatto bene, perché si è salvata a marzo, e quindi adesso siamo qua all'ultimo big match col Milan. Ci aspettavamo una partita, non per forza una vittoria, ma una partita, cioè vedere questa squadra che almeno contro le big qualche stimolo lo trovava. Invece abbiamo avuto un'ennesima conferma anche dalle parole dello stesso Runic, no? Conosco i limiti della mia squadra, e questo è il limite. Cioè in questo momento noi siamo una squadra che può essere come il Genoa, che può essere come il Torino, cioè nel senso, questi sono i nostri limiti, non siamo più di questo, e quindi ci può stare perdere contro il Milan. Sì, è vero, costa, ma c'è modo e modo di perdere, no Max? Assolutamente, Ale, hai detto molto bene. Io sinceramente mi aspettavo che purtroppo la partita non avrebbe avuto un esito estremamente positivo. Sinceramente penso che l'Udinese possa puntare a essere un qualcosa di più rispetto al Genoa, rispetto al Torino, eccetera. Quindi mi aspettavo comunque qualcosina di più. Sicuramente la partita è stata approcciata non nel migliore dei modi. È vero che magari l'Udinese
arrivato in questo punto della stagione con una salvezza già aritmeticamente conquistata e diciamo un obiettivo Europa ormai non più perseguibile, è chiaro che c'era da aspettarsi, diciamo, tra i due un Milan più aggressivo e un Udinese magari più col freno a mano tirato, anche se da determinati punti di vista si poteva davvero fare meglio, secondo me. Assolutamente. Sai cosa, Jesse? Ancora una volta ricadiamo sempre nello stesso errore. Cioè, queste squadre vanno in fiducia perché sono squadre forti, quindi se gli dai un attimo là, vanno in fiducia e poi si vede la differenza tecnica, perché certi giocatori hanno fatto quello che volevano, ma anche perché sono forti loro, cioè non solo perché gliel'abbiamo concesso. E poi ancora queste amnesia, questi errori difensivi, cioè male, cioè a me quello, io ahimè purtroppo non sono neanche troppo pessimista, perché su una cosa do ragione a Runic, poi voglio sentire cosa ne pensi tu, che invece sei sempre stato un po' pessimista, quindi per quello voglio vedere con te. Io su una cosa, di tutto quello che ha detto Runic a me non è piaciuto, poi dopo commentiamo le scelte sbagliate, però una cosa ha ragione. Lui ha detto: io non ero troppo ottimista prima, quando andava tutto bene, perché sapevo che non potevamo durare a lungo, e non sono neanche troppo pessimista ora, perché comunque sì, è vero, sono 4 sconfitte consecutive, però noi stiamo facendo un percorso di crescita, stiamo lavorando per arrivare il prossimo anno e fare quel passettino in più. Su questo ha ragione, però io dico, allora di queste 4 partite, ma soprattutto della partita col Milan, su cosa stanno lavorando? Perché qualcosa non mi è chiaro. Sì, sono d'accordo, poi anche questo fatto di cambiare continuamente modulo, impostazione, un giorno giochi con la difesa 4, un giorno giochi con la difesa 3, poi torni di nuovo con la difesa 4, non va bene, cioè dov'è l'identità di questa squadra? Questo è quello che mi chiedo, è quello di cui secondo me si deve parlare. Per quanto riguarda le scelte di formazione, sin dalla lettura delle formazioni mi ero fatto il segno della croce, perché insomma sulla nostra destra Christensen e Zibue, dall'altra parte Leao e Hernandez, avevo già capito come andava a finire, e quindi solamente il Signore poteva aiutarci in questo caso. Non è stato così, perché sì, insomma i due giocatori da quella parte hanno fatto quello che volevano. Christensen non ha capito niente, Zibue ha fatto poco meglio, e quindi quello, anche qui continuiamo a ripeterlo, no? Puntata dopo puntata, il problema è sempre quella fascia lì, uno dei problemi, perché insomma venerdì ce ne sono stati molti altri. Ripeto, però, più che fare un discorso adesso di atteggiamento, che quello poi svincola, no, dal discorso tattico, adesso mi sto iniziando a interrogare un po' sull'allenatore, perché adesso i dubbi sorgono dopo 4 sconfitte consecutive, dopo che vedi certe cose in campo, e chiedo di nuovo: qual è l'identità di questa squadra? Rispondi tu, Max. Okay. No, allora è chiaro che diciamo Costa ha cercato di offrire delle soluzioni che purtroppo momentaneamente non ci sono. L'Udinese deve fare i conti con l'assenza di Thauvin, che è sicuramente un'assenza importante, e diciamo per cercare di arginarla nel miglior modo possibile è stato cercato di proporre un 3-5-1-1 che poi cambiava, diventava un 3-5-2 con Atta alle spalle di Luca, o a volte anche il suo corrispettivo a destra, però sono delle soluzioni che purtroppo non funzionano. A me sinceramente una cosa me la chiedo. Vai. Perché non si possa far giocare di più Pafundi? Eccolo. Giustamente. Volevo lanciare questa provocazione. Ma giustamente. Cioè Atta è un giocatore secondo me molto promettente e tutto, però stiamo parlando di un ragazzo 2003. Mi domando perché Pafundi, che è un ragazzo 2006, è vero che magari deve formarsi di più dal punto di vista fisico, il calcio moderno ce lo insegna, che il prototipo del calciatore deve essere un profilo fisico e strutturato, però mi domando perché non possa essere lui il giocatore che va a sostituire Thauvin, che va diciamo a cercare gli spazi tra le linee e ad avere una visione di gioco sicuramente più qualitativa rispetto a quella di un giocatore come Atta. Perché non farli giocare entrambi? Perché Atta sotto punta è fuori ruolo, cioè adesso assolutamente con tutto il bene. Comunque ha fatto bene, secondo me, in quel ruolo. Sì, ma non è dove rende al meglio, cioè non lo metterei mai là, nel mio 11 ideale non metterei mai Atta lì.
È più un centrocampista, diciamo, più che un trequartista. Capisco l'emergenza, capisco che Iker Bravo non può giocare più di 20 minuti al mese perché sennò non si sa cosa succede, perché altra roba senza senso, no? Uno fa una brutta partita a Genova, qual è il modo migliore per bocciarlo? Non farlo giocare quella dopo. Assolutamente. Come ha fatto Sottil, ti ricordi, con Zarraga, che sbaglia il retropassaggio contro la Juve al debutto, la Juve segna, non gioca più per tutto l'anno. E Zarraga cosa vuoi che capisca nella sua testa che... Cioè, quello è il modo migliore, è il modo migliore per rovinare un giocatore. Sì. Sbaglio col Genoa, ti metti come col Milan, dimostramelo. Se poi mi sbagli 3-4 partite di fila, ok. Ma i giovani devono giocare. Su questo do ragione anche a Max, no? E riguardo il discorso di identità, sì, cioè un udinese che secondo me ha un'identità in realtà molto chiara, che è ancorata a il piattume che abbiamo visto negli ultimi 3-4-5 anni. Ok, questo 3-5-1-1 che diventa un 5-3-1-1 in difesa, molto conservativo, bloccati dietro. Ok, si cerca di rischiare il meno possibile, no? Questa è un'identità molto chiara. Quello che stava cercando di fare Rounic quest'anno era provare a cambiarla, perché ovviamente se vuoi fare uno step in più, cioè ti serve qualcosa anche di più propositivo, no? E secondo me l'aveva trovato col 4-4-2. La cosa che a me sta un po' sorprendendo è questo continuo, come dicevate voi prima, cambio di modulo, no? Che parliamo sempre del modulo, ma siamo a chiacchiere da bar, cioè dobbiamo fare un po' gli allenatori, perché sennò non è chiacchiere da bar, cioè ci sono 60 milioni di allenatori in Italia, no? Ok, io dico, ma se tanto ai fini sportivi il risultato non ti interessa più adesso, Esatto. tra virgolette, perché è sempre bello vincere, cioè se le perdi tutto buongiorno, malissimo, si sfoghi pure. È andato tutto male, la Ferrari fa male, l'Udinese va male. Almeno l'Apu dai, ci ha regalato qualche soddisfazione. Però spero che il mio Real ce la faccia. Ah, ok. Sono Pensa già. 7 anni che sono tifoso del Real. E allora pensa, ha già. Tempo di Stefano. Ha avuto già gioie allora, ha avuto già gioie. Non gliele dovrà dare l'Udinese, mi sa che meglio. No, vabbè. Io sono tifoso dell'Udinese, sono vissuto tanti anni a Napoli, ma sono di qua. E quindi nel cuore sono l'Udinese, poi simpatizzo anche per il Napoli, perché assolutamente. i figli sono nati là, mia moglie è di là, sono stato 18 anni a Napoli. Napoli che sta Sono facendo un sempre cammino per l'Udinese, importante. come ad esempio tifosissimi diversi. Io sono onestamente un pochettino propenso sempre per i più forti. Ci sta. Mi dispiace a Ferrari perché speravo che quest'anno, venendo a Hamilton, che è un grandissimo campione, probabilmente le modifiche che hanno fatto alla macchina non sono sufficienti, perché sta imparando la McLaren. Vedremo, ancora lunga, è ancora lunga. Spes ultima dei amori. È vero. Arrivederci. Ha detto anche lui, no? Cioè, magari ci si aspettava, no? Lui ha fatto esempio con Hamilton della Ferrari, ma lo traslo immediatamente su Rounic. Ci si aspettava che magari finalmente con questo 4-4-2 potessimo vedere un'Udinese coraggiosa, no? Perché una cosa che Rounic ha fatto quest'anno, che io gli do credito, è che ha tentato tanto, ci ha fatto tanti esperimenti, l'ha buttata, metto Brenner, poi Brenner non lo metto più e provo a mettere allora l'attacco pesante Luca Davis, poi Davis mi si fa male, allora provo a mettere, prima avevo Lovric, Pagero, intoccabili, poi metto dentro il Kellen Campeattà, allargo, cambio modulo, 4-4-2, Christensen a destra, cioè adesso attà sotto punta. È un allenatore che un po' sta provando, cioè non è che è rimasto con la sua idea, secondo me si gioca con il 4-3-3, 4-3-3 da qui alla fine. Sta un po' cambiando. È anche giusto così, da certi punti di vista. Ed è giusto perché devi anche testare e vedere come i giocatori reagiscono. Però io dico, cavolo, no? Se tu col 4-4-2 hai trovato la migliore Udinese di quest'anno, hai trovato identità. È vero che gli infortuni te hanno un po' tolto, questo è vero. Però diamo continuità, perché ai fini del risultato sportivo non c'è più quell'importanza che c'era prima. Quindi cerchiamo di dare un percorso con questo 4-4-2. Cioè, se vogliamo italianizzarci, gasperinizzarci, cosa dobbiamo fare? È il modulo che rende forti i giocatori, non sono i giocatori che rendono forte il modulo. Cioè, italiano nel 4-2-3-1, che entra Odgar, che entra Dominguez o che entra Fabian, sempre giocano bene. Gasperini nel 3-4-1-2, 3-4-2-1, poi l'ha evoluto nel corso degli anni, che ci mettevi dentro De Ketelaere, Muri, sempre funzionavano. E allora
se vuoi provare, secondo me, a competere contro le grandi quando non hai la loro forza, no, Jesse? Devi avere un'identità almeno forte. Ecco, io quello mi aspetto. Allora, in queste ultime 6 giornate, ritorniamo a sto 4-4-2 che ha dato i migliori risultati. Perché il 3-5-1-1 è da quanti anni? 8 anni che non funziona. Certo. Che non funziona, ma perché non hai proprio i giocatori per farlo. Perché o hai il culo, scusate la parola, che in 2 anni ti ritrovi Udoge Molina, allora il 3-5-1-1 volavi, è facile, quella è fortuna. Perché sei stato bravo nello no, non è fortuna, è bravura che nello scouting hai preso loro 2. Ma se no non è un modo che funziona. Allora, ridiamo identità con questo 4-4-2 e proviamo a costruirci sopra qualcosa. Poi magari cosa succede? Che ti accorgi che nelle ultime 6 partite anche il 4-4-2 questa squadra non rende, benissimo. Allora il prossimo anno con il mercato aperto faccio una squadra col modulo con testa. Io credo che sia importante dare un senso a queste ultime 6 giornate. E l'unico senso che queste 6 giornate possono avere è quello di farle diventare dei banchi di prova per provare qualcosa in vista dell'anno prossimo, e da qui appunto si capirà l'anno prossimo come si vuole imbastire la stagione, quindi che modulo utilizzare, questa è la prima cosa, come sfruttare gli uomini a disposizione. Hai detto bene tu, il 3-5-2 ormai è diventato un modulo vecchio per noi e difficile da utilizzare se non hai gli interpreti giusti. Ma scusa, ti interrompo, più che vecchio, fatto così prevedibile, perché tante squadre giocano con la difesa 3 e giocano bene, così però sei prevedibile. Perché hanno poi anche i giusti interpreti per farla poi. 3-5-2 sono fondamentali gli esterni. Se non li hai o se non hai esterni che sanno fare entrambe le fasi non puoi fare niente. Hai fatto i nomi di Molina e Udoge, questi sono signori giocatori che difendevano e attaccavano allo stesso tempo. Camarà, sappiamo tutti quali sono le sue caratteristiche. E Zibue pure non sono esterni da 3-5-2. Lo stesso Camarà secondo me quest'anno ha fatto meglio quando è stato impiegato dietro, no? Come terzino nella difesa 4, fermo restando che a destra, lo ribadisco, io andrei a operare fortemente sul mercato, ma era una cosa da fare già l'anno scorso, certo, e che secondo me non è stata fatta, no? Questa può essere una delle colpe, insomma, che si possono dare alla società in una stagione comunque positiva, secondo me, fino a questo momento. Attenzione però che adesso le sconfitte consecutive sono 4, un po' di malumore inizia a serpeggiare, certo, no, all'interno dell'ambiente, quindi bisogna porre rimedio, mettere in campo un altro atteggiamento, e sin dalla partita di Pasquetta, no, contro il Torino bisogna cercare di reagire, perché non si può finire il campionato in questa maniera indecorosa. Insomma, io spero che contro il Milan sia stato toccato un po', no, il fondo, e da lì si deve ripartire, per forza. Sì, è una reazione mentale mi aspetto anche da questi ragazzi, no? Che è un po' quello che è mancato alla fine in questo momento, perché lo vedi che è una squadra che a livello di stimoli fa fatica a trovarli, no? Certo. Molti giocatori, non tutti, nel post partita ero lì con Biol e è presente quell'atteggiamento del corpo di un ragazzo, perché comunque ancora giovane, proprio infastidito. Cioè io l'ho visto molto, come dire, cioè non so come, non posso imitarlo, però un modo di scoraggiato, infastidito, una comunicazione del corpo, bravissimo, deluso, no? Anche certo, il modo di parlare, no? Di solito Biol è uno che sempre prova a dire delle frasi giuste, corrette, invece era un po' continuamente così, no? Allora, se il tuo capitano, perché io a un certo punto poi gli ho chiesto, ma Jacopo, scusami, ma tu adesso sei il capitano, perché è inutile che ci giriamo attorno, quell'altro sta male, quindi sei tu il capitano. No, sei tu, perfetto. È anche un po' compito tuo, gli ho detto. Cioè tu adesso devi responsabilizzarti ancora di più, ok? Certo. E cercare di tirar fuori quel qualcosa in più a magari i ragazzi che in questo momento fanno fatica a trovarlo. Assolutamente. E lui secondo me mi ha risposto, faccio, lo so, ma io sono capitano sempre. Cioè, e non sono l'unico leader qua dentro. No, e quindi ha detto sì io lo faccio, ma lo faccio, è quello che sto facendo dall'inizio anno. Però, e poi non ha detto quello che voleva dire e ha detto la solita frase fatta, ma per far capire che secondo me, sai, anche questa cosa qui Rooney secondo me sta cercando di capire su chi può contare l'anno prossimo. Il problema qual è? Che la maggior parte di quelli su cui vorrebbe contare non so se ci saranno l'anno prossimo. Quindi è anche un po' questo il discorso. Andiamo a cercare, cioè secondo me l'allenatore adesso dovrebbe molto lavorare su anche l'aspetto mentale, certo, perché chi vuole essere confermato, no? Cito le parole di Nesta, chi vuole essere confermato me lo faccio vedere in questa partita. So, il prossimo anno, no, Max?
Esatto, no, sono d'accordissimo Ale, hai detto benissimo. Biol che in conferenza stampa poi ha anche detto non è positivo che la squadra diciamo abbia perso la cosiddetta fame di punti, come dicevi giustamente tu, potrebbe trattarsi di una frase fatta perché appunto il linguaggio del corpo del giocatore lasciava intendere altro. Un giocatore che invece secondo me ha dimostrato delle lodi delle qualità delle doti e delle qualità da leader importanti è invece Karlström che mi è piaciuto particolarmente, è stato diciamo protagonista di alcuni recuperi, di alcune delle intercettazioni a centrocampo molto importanti, si è reso anche protagonista di una pseudo occasione da gol al 40esimo e ha lanciato un segnale molto importante alla squadra pur non essendo il capitano, ha cercato diciamo di andare diciamo a ripristinare quelli che dovrebbero essere gli stimoli comunque di una squadra che è vero in questo momento non sta di fatto competendo per raggiungere un obiettivo diciamo ben preciso, però comunque una partita con il Milan dovrebbe essere affrontata diciamo in modo completamente diverso e l'unico che l'ha fatto è stato proprio Karlström. Sì, qua mi sento di appoggiare un attimo. Guarda, con l'assist vammi già con i migliori e peggiori. Subito. No, prima do ragione a quello che hai detto relativamente a Karlström, mi è piaciuto il suo atteggiamento, sì. Anche se non sbaglio, non mi ricordo se era nel primo o secondo tempo, si è lanciato in un pressing solitario, sì, esatto, andando esatto. Insomma all'interno dell'area del Milan, cercando di recuperare palla, dando un po' la carica ai suoi. Allora, peggiori e migliori, oggi è davvero difficile questo compito, ma tutte e due perché è difficile. Guarda, allora, come peggiore ti dico, io ti faccio il nome di Luka. Perché? Oggi sì, ti spiego anche perché. Perché in una squadra che abbiamo detto è entrata in campo con l'atteggiamento sbagliato, con poca grinta, per me Luka ne è l'emblema. Perché perde il pallone del primo gol, esatto. Sta lì a sbracciarsi, a lamentarsi invece di rincorrere l'avversario e provare a rimediare al suo errore. E questa è solamente una delle cose che non mi sono piaciute di Luka. Che ha tenuto veramente pochi palloni, come sempre tanti falli, è passato un po' in sordina, ma ha mangiato un gol anche questa volta, perché con la partita precedente divorò quel gol lì da pochi passi, venerdì invece ha ciccato da pochi passi col mancino la conclusione in mischia, che poteva essere un po' il gol della bandiera. Ti dico Luka tra i tanti, potrei farti i nomi di Christensen, di Zibue, ti dico Luka per l'atteggiamento, perché comunque i limiti che hanno Christensen e Zibue li sappiamo quali sono. Luka però, da lui mi aspetto qualcosa in più. Secondo me anche lui è uno di quelli che ha già mollato e che ha già la testa altrove, e sono già 2 partite che ne abbiamo secondo me un po' la riconferma. Purtroppo sì. Aspetta, mi sto dimenticando di un'altra cosa. No, vai. No, Jesse, il migliore. No, stavo per dirlo. Il migliore. Il Non migliore. vuole premiare nessuno. No, stavo per dirlo, mi avete interrotto. No, allora, il migliore, guarda, ti dico, anche qua è difficilissimo quest'oggi. Il migliore ti dico, ti faccio il nome di Modesto, che secondo me è entrato in campo dalla panchina con un buon piglio, è già la seconda volta di fila che entra con la voglia giusta, sta dimostrando di essere un giocatore che ha voglia di giocare e che è migliorato rispetto all'avvio di stagione. No, allora io sono d'accordo con Jesse sul peggiore in campo. Anch'io mi sento di dire che purtroppo Luka ha offerto una prestazione che non può essere considerata all'altezza di una squadra come l'Udinese. Purtroppo diciamo gli eventi che un po' hanno segnato la sua prestazione sono la perdita in uscita di palla che poi ha portato al gol di Leao, e mi viene in mente anche il liscio al 65esimo mi sembra, quando appunto mi sembra proprio Karlström ha guadagnato calcio d'angolo, la palla è stata battuta, palla che arriva in area piccola, Gabbia non riesce a rinviare, Luka cerca di caricare il tiro ma proprio non colpisce il pallone, e quello poteva essere un gol che potenzialmente avrebbe potuto riaccendere un attimo i discorsi inerenti al risultato della partita. Per carità, probabilmente con un Milan straripante e così aggressivo è difficile che diciamo il risultato sarebbe potuto cambiare drasticamente, però comunque era un gol che poteva riaccendere il morale della squadra, e quindi per questo motivo qua mi sento anch'io di definire Luka diciamo il giocatore peggiore. Come migliore invece a me viene da dire Karlström, perché Karlström mi è piaciuto davvero tantissimo.
Per carità, anche Rui Modesto ha dimostrato un'altra volta di saper entrare alla partita in corso con delle qualità importanti e con una mentalità giusta, però Castro mi è piaciuto tantissimo e in generale da tutto il campionato che sta cercando di offrire un rendimento abbastanza costante, e secondo me è anche un giocatore che, io ti lancio questa provocazione, Eccolo. è anche un giocatore secondo me da cui, soprattutto in vista delle partenze che poi avremo quest'estate, si può anche ripartire in un certo senso, fermo stando e considerando che è un 29enne, non un 20enne. Può essere un leader, ecco, magari Esatto. anche da vice capitano, no? Questa leadership, Esattamente. poi è un insostituibile del mister, quindi è chiaro che bisogna anche ripartire da chi, cioè dai giocatori Certo, in cui il mister crede, no Max? certo, sono pienamente d'accordo. Allora, peggiore, tanti ne ho, ma metto uno perché da grande stimatore che io sono per lui, mi dà fastidio vederlo giocare così, che è Christensen. Perché Thomas, ti faccio un appello così, Thomas, è il momento di darti una svegliata. Perché? Perché come mezzi hai un buon potenziale, perché sei un difensore alto, discretamente veloce, che sa giocare in maniera anche abbastanza discreta con la palla, cioè c'hai le qualità per fare quel saltino in più, ma è qui che parte. Thomas parte qua. Certo. Quindi se continui a fare queste prestazioni, cioè non vieni cassato dopo un po', perché è brutto da dire, ma i giovani sì, bello, lasciamoli provare. Chris sì è giovane, ma dopo 2 anni così, perché già il secondo anno che fa 2 o 3 buone prestazioni e tante da dimenticare, cioè l'Udinese non ti sta qua a aspettare. Le grandi sirene non stanno qui ad aspettarti, cioè mandano gli osservatori ogni domenica. Magari hai la fortuna che ti beccano una volta che giochi bene, ma le altre 8 li mandano lo stesso e dicono questo non è adatto. Quindi lo dico per te, Thomas, da qui parte il salto di qualità, perché secondo me hai le potenzialità per essere un difensore. Non sarai mai il Sole, però hai le potenzialità di diventare un qualcosina di interessante. Deve partire da lì. Mi ha deluso lì, cioè capito, lo dico perché sono rimasto deluso. Migliore il pubblico friulano, senza dubbio l'unico che si merita veramente di essere migliore, perché era già tutto apparecchiato, no? Arriva Maignan nella casa dei razzisti, Maignan soffrirà, Maignan, per quello che è successo l'anno scorso, che non stiamo neanche a raccontare perché è ovvio ormai, certo. È arcinotto, giusto per citare il presidente Pedone, parlare un po' di Apo, perché l'Apo in Serie 1, ricordiamo. In effetti, secondo me, il trattamento che hanno riservato è stato normale. Cioè, nel senso, criticando un giocatore, ma come si fischia a un grande ex? Cioè, nel senso, Totti va alla Lazio, ipotizziamo, è chiaro che la Roma nel derby lo fischia, ma normalissimo. Cioè, non perché era Maignan, cioè, per quello che era successo, giustamente, secondo me, la curva ha deciso di, in generale tutto il tifo, di prenderlo un po' di mira con dei fischi ogni volta che toccava palla. Nulla di clamoroso. Già lì aveva cominciato un po' il teatrino, no? Tipo quella volta che è uscito dall'area buttandosi per terra nel primo tempo, facendosi... Era cominciato un teatrino, va bene. Poi è successo un fatto, ahimè, brutto da vedere, che ha spaventato molto, che però ha un po' umanizzato tutta la situazione, tutto il contesto, no? Quel brutto scontro, no? Tra lui e Jimenez, un trauma cranico per entrambi, e lì ancora una volta era già successo con Dica, che però quando succedono le cose belle non si parla tanto, Esatto. Però era già successo con Dica, lì grande umanità, grande tatto soprattutto di tutto lo stadio, che innanzitutto si è zittito, Certo. per rispetto. Poi dopo, appena capito che Maignan stava bene, cioè tanti applausi di incoraggiamento, è giusto sottolineare le parole di Consensao, no? Complimenti, non mi era mai successo di vedere una roba del genere, fiscono il giocatore, applaudono l'uomo, cioè lì veramente complimenti, ed è l'ennesima in realtà dimostrazione di come qua il tifo sia pulito, sia genuino, sia leale, sia onesto, perché è chiaro che poi a livello nazionale va su il casus belli, va su quello che fa clamore, no? Meglio anche si tira i guanti l'anno scorso e va via, quello fa clamore. Certo. Però queste cose, sai, poi alla fine sono quelle cose che vedi più spesso da un pubblico del genere. È stata il più bel epilogo di questa vicenda, secondo me. Al di là che poi preferivano accadesse perché vuol dire che Maignan stava bene, però per fortuna Maignan sta bene, quindi adesso che sta bene lo possiamo dire. È stato il miglior epilogo, a dimostrazione che
come vogliono etichettare ogni tanto, no? La gente è sbagliato, no? Io non volevo fare troppi proclami, però mi sentivo di metterlo tra i migliori appunto per questo motivo qui. È giusto. Perché sì, cioè se siamo partiti in preparazione da questa settimana come vai nella terra dei mostri che ti tratteranno come e invece ha ricevuto un trattamento naturale, non forzato, anche questo, un trattamento naturale. Come è naturale che noi ci vediamo il prossimo lunedì, Assolutamente. martedì, perché lunedì gioca a Pasquetta. Ok, Bravo Jesse, e l'ho messo lì. per vedere se... L'ho messo lì a vedere. sì, Ci vediamo sì. martedì mattina dopo Pasquetta, perché dice gioca di Pasquetta, va a Torino, ore 12:30. Ringraziamo la Lega Serie A per questo calendario. E sì, dai, non si può giocare domenica 3 partite, domenica alle 3. No, infatti i tifosi dell'Udinese Dai, che lunedì si sono alle spesso 12:30. lamentati. A Pasqua. Domenica e l'Udinese a Pasquetta. Alle 12:30, Sì, sì. lì che da Torino devi partire alle 4 mattina. Anche perché 2 partite di fila nell'anticipo di giornata, Dai, adesso dai. nel posticipo di No, giornata. no, ma- Tifoseria udinese che è anche diciamo un po' stufa di questo trattamento un po'... Te lo dico per come la vedo io, fai un turno infrasettimanale in più. piuttosto. Assolutamente, Fai un piuttosto turno. sì, Piuttosto, sì. guarda, togli la domenica, non fai certo. giocare la domenica di Pasqua e fai un turno infrasettimanale in più. Piuttosto. Cioè non sono contro, cioè io non sono quelli che dicono "Ah no, si gioca troppo". No, ci sta a giocare così. Però piuttosto fai un turno infrasettimanale in più. Dai, non puoi giocare la domenica alle 3, non mi ricordo neanche il Venezia, Empoli Venezia mi sa domenica alle 3 di Pasqua. Domenica di Pasqua. Sì, no, certo. Cioè, diciamo... dai. sì, Roba sì, sì, dell'altro sì. mondo. Ok che siamo in uno stato laico, però dai. Detto questo, ci vediamo allora martedì. Grazie Max per essere stato con noi. Ah, figurati, grazie a voi. Jesse, Grazie ormai- a tutti quelli che ci hanno seguito. Jesse ormai è un abitué, quindi ti lascio te chiudere lanciando l'appuntamento dove, quando e a che ora. Appuntamento a questo pomeriggio, giusto? Perché ritorniamo in onda con l'agenda. Numero 1. Ritorniamo in onda con l'agenda dopo 3 giorni di pausa a causa problemi spontaneo. tecnici. Ritorniamo in onda alle 3 di pomeriggio con l'agenda, l'appuntamento che vi accompagna durante tutta la settimana. Grande spazio per l'Apu, no? Dopo la grande vittoria di ieri del campionato, e poi si parlerà di tutto il resto. E stasera invece appuntamento con la Big Band bianconera. Confermi? Confermo tutto. Il bello, ragazzi, che queste cose non sono organizzate prima. Cioè io non gli dico niente, dico boh, parti e guarda come sono bravi i ragazzi. È proprio Complimenti. l'istinto dell'attaccante. Attacca. Detto questo, un saluto a tutti, ci vediamo Saluto martedì. a tutti.